Mister Riolfo, domani si gioca una sfida decisiva in una stagione davvero complicata per la Torres. Lei con il vice Pantera siete arrivati proprio alla fine, però adesso ci si gioca tutto. No, è una partita che non dà, che dà solo prove, che è una partita senza ritorno, è una partita decisiva dove noi dobbiamo darci completamente, dedicarci completamente a questa partita per cercare di portare a casa un risultato positivo. Abbiamo la chance di farla in casa e che ci basti un risultato positivo dopo i 120 minuti, ma sicuramente non è una partita che possiamo amministrare in quell'ottica lì. È una partita che va affrontata da uomini veri, da calciatori, e con lo spirito e l'intraprendenza che è necessaria per questo tipo di partite: concentrazione, determinazione e grande dedizione. Una partita che va affrontata quindi, possiamo dire, senza nessuna paura, perché la Torres ha dimostrato di poter fare delle belle prestazioni e ottenere dei bei risultati. Insomma, non bisogna giocare con l'idea di quello che può capitare, bisogna giocare con l'idea di far proprio questo risultato sul proprio campo, davanti ai propri tifosi poi. La paura ce l'hanno i perdenti e noi dobbiamo dimostrare di non esserlo. E questa è una chance importantissima per questa squadra, di dimostrare di non essere una squadra di perdenti. Mister, naturalmente non le chiedo nulla sulla formazione, solo due parole sulle Castiadas. Che squadra andrà a affrontare la Torres? Una squadra che ha fatto 36 punti, una squadra con alcuni giocatori importanti, ma come in tutte le squadre di questo campionato, cioè una squadra che dai valori e dalla classifica come è stata determinata è una squadra che si equivale alla Torres, è una squadra che ha il capocannoniere del campionato al suo interno, ma se ha quei punti lì ha anche dei difetti. Allora facciamo un invito a venire a sostenere questa squadra. La Torres naturalmente ha bisogno del proprio pubblico. Sì, la Torres è nel sangue della città di Sassari e di tutti i tifosi. E capisco comunque il malincuore di trovarsi con la Torres a un play-out di Serie D, però penso che sia la giornata dove i colori rossoblù devono andare valere più di ogni altra cosa, più di ogni allenatore, ogni giocatore che è in campo, ma sicuramente lottare tutti insieme per la maglia per un risultato positivo. Grazie mister, a domani. Bravo.